Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro approfondimento delle ore 13 per quanto riguarda il nostro pre-TG, così lo chiamiamo sempre. Allora, abbiamo in studio Maurizio Marzi Wildauer, il Presidente della Trieste Trasporti. Buongiorno, intanto grazie di essere qui in questo sabato per raccontarci le novità estive proprio della Trieste Trasporti, perlomeno quelle principali perché ce ne sono tante. È partita la nuova stagione estiva appunto degli autobus con la novità principale che è stato anche oggetto di un nostro servizio proprio all'inaugurazione. È una novità molto interessante, riguarda la linea 20 che da Muggia tradizionalmente fa Muggia-Trieste, però da quest'anno per l'estate sta facendo in realtà fino a Barcola, no? È così. Come sta andando? Le chiedo subito. Come si immaginava, è una linea che avrà grande successo e l'abbiamo presentata l'altro giorno. I triestini sanno che quando chiude la scuola sostanzialmente si cambia l'orario del bus e un po' tutta l'organizzazione, certo. Perché riusciamo a liberare molti mezzi rispetto alle esigenze scolastiche e riusciamo a metterli su altri servizi. Uno dei punti dolenti, come tutti sanno, è Barcola naturalmente, poi d'estate, ecco. E non è che, al di là di quel che qualcuno può pensare, che aggiungendo sempre più mezzi su quella tratta si risolve il problema, anzi qualche volta si rischia anche di peggiorarlo. Perché spesso si sente, no, questa richiesta da parte di chi magari sì, mettete più 6, mettete più 36 e così via. L'esperienza dei tecnici, non la mia, quella di chi fa questa cosa di lavoro, ti dice che semplicemente gli dice un problema proprio di portata della strada, caricandola di ulteriori mezzi rischi di peggiorare le cose, non di migliorare. Per cui la battuta che mi fanno è che la gente invece di aspettare la 6 o la 36 per strada sarebbe ferma sull'autobus in fila, in coda come tutti gli altri. Sempre sulla 3 o la 36. Esattamente. Però, non sarebbe comunque non sarebbe una soluzione adeguato, e le cose no? sono un po' più complesse come sempre, perché se no sarebbe già risolto il problema. Questa volta c'è una novità, il Comune ha aperto questa famosa bretella in Portovecchio e insieme all'amministrazione comunale abbiamo immediatamente pensato di sfruttarla, questa è la vera novità. Come la sfruttiamo? Con un mezzo di grande successo da sempre, la 20 è uno dei mezzi più utilizzati dai triestini, che arrivava fino in Piazza della Libertà, e detto, facciamole fare ancora un piccolo sforzo e la portiamo a Barcola, passando per la bretella, Piazzale 11 settembre, esattamente. Passando per la bretella non andrebbe a intasare ancora di più la strada storica, diciamo così, e quindi dovrebbe dare un aiuto importante per arrivare almeno fino a Barcola. Questa è l'idea, chiaramente fra dire e il fare c'è di mezzo l'esperienza, adesso vedremo come andrà, contiamo che vada bene, ma già questa è una novità straordinaria, perché poi sai, noi ci abituiamo subito alle novità, ma credo di poter dire che sia il primo mezzo TPL che entra in Portovecchio da sempre forse? È il primo. Sì, perché da quando sono bambino io il Portovecchio era chiuso, come lo sappiamo, poi è stato aperto, poi hanno fatto finalmente le infrastrutture. La viabilità interna. La viabilità, no? che non è solo la viabilità, perché sotto ci sono tutte le infrastrutture, non certo, è una cosa banale, i tempi sono lunghi. È quella visibile, no? La viabilità, poi c'è tutto il lavoro sotto. Che è la parte più grossa, più onerosa e che richiede più tempo. Questo è bene chiarirlo, perché sembra uno si vanti di aver fatto una striscia d'asfalto in 6 mesi. Non è proprio così, no? Quindi penso di poter dire che è una novità storica, che non cambia il mondo naturalmente, ecco, però nel piccolo mondo del trasporto pubblico locale, per la prima volta nella storia della città un autobus passa da quelle parti. Passa attraverso il Portovecchio. Quindi, esattamente, c'era un trenino, se non sbaglio, sì, di Cosolini, ma era un'altra cosa. Era un altro tipo di servizio, perché in questo caso si sfrutta proprio la nuova viabilità all'interno del Portovecchio per alleggerire quella tradizionale, insomma, che collega la città al lungomare di Barcola, e in più c'è anche, le volevo chiedere, una sorta di sperimentazione, magari per poi aumentare quando il Portovecchio sarà sviluppato il trasporto pubblico all'interno. Esatto, no? Questo è un primo piccolo assaggio di un progetto che abbiamo in mente, che richiederà del tempo, su cui fra l'altro i triestini con lo solito spirito hanno ironizzato, è questa idea di fare una linea che vada da Muggia
a Barcola e i triestini hanno subito detto: è cosa un de Muggia, non va a fare il bagno a Barcola, fa il bagno a Muggia. Ovviamente è sacrosanto, ma non la prendono solo per andare al bagno, quella linea da 20, ecco, al di là degli scherzi. L'idea qual è? L'idea è di... Ho sentito anche coast to coast. C'è anche un coast to coast, sì, tante cose. Devo dire che lo spirito triestino è veramente sagace, molto divertente. Non si fa no, non si fanno pregare, no. Al di là di questo, qual è l'idea? L'idea è di immaginare una linea che appunto attraversi tutta la città dalla periferia, chiamiamola così, insomma, dalla periferia est fino a periferia ovest, con delle tratte di altissima frequenza. Ogni 5 minuti deve passarne una, letteralmente ogni 5 minuti, cioè se io arrivo non posso aspettare più di, aspetto 4 perché sono arrivato 30 secondi dopo che è partita quella prima, no? E quindi neanche non aspetto, tempo di scendere, di capire dove sono. Ad altissima frequenza. Ad altissima frequenza, ad altissima capacità, quindi che portino molte persone, e che fa da su e giù ininterrottamente attraverso appunto tutta la città, che funga da una specie di metropolitana in superficie. Chiaramente non è sulle rotaie, è sulla gomma, ma insomma l'idea è quella. L'idea è proprio quella. E così cosa succederebbe? Succederebbe che noi avremo dei punti di interscambio dove dalle varie periferie hai il mezzo che ti porta a questi punti di interscambio e prendi questa linea molto veloce che ti porta in città. Nel tempo noi immagineremo, ci piacerebbe molto, ma questo fra l'altro è previsto dal PUMS. In questa frenesia e pianificatoria delle amministrazioni moderne è tutto pianificato. Il PUMS è il piano urbano di mobilità sostenibile, è fatto qualche anno fa e prevede questa linea, no? Quindi non sono fantasie particolari. Poi nei PUMS, in questi piani, mette tante cose che non si faranno neanche mai magari. Questa si potrebbe fare, si può fare, ci stiamo lavorando. Benissimo, quindi una sorta di metropolitana leggera che collega Muggia a Barcola, che attraversa tutta la città, che permette alle persone di scendere dalle varie periferie, intercettarla e immediatamente essere trasportati dove devono, fino a Barcola naturalmente. Ci piacerebbe tanto, bisogna lavorarci e bisogna spiegare ai cittadini, magari in alcune zone con delle corsie riservate, per snellire al massimo, per fare il tragitto più velocemente possibile, e magari in tempi anche non lontanissimi, magari con dei mezzi interamente elettrici. Quindi infatti state lavorando anche a questo, no? Stiamo acquistando questi mezzi elettrici con un finanziamento della Regione inserito nel PNRR, adesso arriveranno, c'è un problema di infrastrutture più che di mezzi, perché poi bisogna mettere tutte le strutture per rifornirli, e ci stiamo lavorando, quindi immaginiamo da qua a qualche anno questo percorso con dei mezzi magari 18 metri, completamente elettrici, che passano in 5 minuti, che ti tirano su, ti portano molto velocemente dove devi andare in città, che intercettano appunto i vari mezzi di periferia che si collegano. Insomma, ecco, un progetto di mobilità pubblica sostenibile, innovativo e funzionale. Ed è già partito, appunto, è già partita questa prima sperimentazione sulla linea 20 e non c'è il pericolo, lo sottolineiamo ancora una volta, l'avevamo già fatto nel corso del nostro servizio, non c'è il pericolo che si allunghi il tragitto, gli orari insomma d'arrivo tra Muggia e appunto Barcola o Trieste, insomma quello che era precedentemente, perché la frequenza è aumentata. Assolutamente sì, nuovamente, no? Cioè, si cerca di dare un servizio in più, chiaramente senza togliere niente a nessuno. Togliere nulla, visto che poi questa linea è sicuramente molto utilizzata. È una delle, credo che sia la linea in assoluto a Trieste più utilizzata. È la più utilizzata. Quindi questo è la 20, non ci sono soltanto queste novità per quanto riguarda l'estate 2024, abbiamo detto più volte che vengono interrotte naturalmente anche le linee che di solito servono le scuole, però vengono potenziate comunque in chiave estiva la famosa 6 e la famosa 36, no? Come assolutamente, noi, allora la gente non se ne accorge probabilmente perché appunto è tutto intasato, ma noi abbiamo fra 6 e 36 abbiamo mezzo ogni 7 minuti. È calcolato, no? Sulla carta ovviamente, poi 7 diventano 17 perché magari c'è un incidente, c'è quello col motorino che esce, c'è quello che attraversa col costume da bagno e quindi questi diventano 17 minuti e la gente sembra infiniti, ma è un po' il limite di quella viabilità.
Capisco. C'è invece c'è stato un problema per quanto riguarda la 24 che sarebbe dovuta partire ma non partirà. Nel programma estivo avevamo già inserito l'idea della 24 con il nuovo tragitto che nasceva dall'esigenza di fare via San Michele in senso unico, avevamo immaginato un tragitto diverso e dopo l'amministrazione comunale ci ha avvisato dicendo che ci sono dei cantieri lì vicino, credo quello della Rotonda Pancera, via Tigor e così via, cantieri importanti, e là ci sarebbe stato un problema di viabilità con i mezzi pesanti da cantiere che rendeva praticamente impraticabile nei tempi brevi questo tipo di opzione, quindi adesso vedremo cosa dell'amministrazione comunale, ma per adesso è sospeso il progetto. Quello slitta, insomma, vedremo come andrà avanti proprio tutta la questione del senso unico, no? Certo. In quella via, in via San Michele. 42 invece, qualche novità legata alla 42? Va bene, la 42 fa il solito tragitto. Devo dire che penso che le varie problematiche che c'erano stiano andando verso una risoluzione e infatti le segnalazioni non ci sono, quindi penso che abbiamo chiaro per gli autisti è un disagio, ma insomma è gente, sono professionisti, ecco, che sono in grado di affrontarlo. Proprio a questo proposito voi avete fatto addirittura una pagina sul giornale per ringraziare gli autisti. Sì, e ci sono stati i due concerti che tutti conoscono, sì, di Ultimo e di Max Pezzali, e la gente non sa, quindi io sono qua proprio a comunicarlo. Chiaramente per organizzare i concerti ci sono tutta una serie di soggetti che si attivano, generalmente coordinati dalla prefettura, no? E fra cui anche il trasporto pubblico. Voi dovete immaginare che noi dobbiamo portare in quei posti 15, 20, 25 mila persone, cioè ci vanno 15-20 mila persone, noi ne portiamo più della metà normalmente, e dopo soprattutto bisogna portarli via tutti insieme, perché portarli là è più semplice perché arrivano scaglionati, sì, ma a un certo punto c'è un minuto in cui tu hai 20-25 mila persone tutti, che devono andare via di là, esatto, in maniera ordinata, senza pericoli per nessuno, senza intasare il traffico, senza disturbare i cittadini, eccetera. Questo non è semplice, non è banale, abbiamo ormai una certa esperienza, però cosa vuol dire? Vuol dire decine di, io parlo per la parte che mi compete, decine di operatori dei servizi di trasporti, fra conducenti e responsabili del servizio, amministrativi, meccanici, che fino a notte se ne occupano. Il fatto che, grazie a Dio, per fortuna, le cose vadano sempre benissimo, liscissime, senza nessun problema, anzi anche con qualche complimento di qualche ragazzo o meno ragazzo che ci ringrazia quasi privatamente su Facebook o per le vie brevi, e questo non può far passare in secondo piano la straordinaria professionalità di queste persone, l'enorme lavoro che c'era dietro. Avevamo quasi 19 mezzi, 20 mezzi a disposizione, sì, che devono essere incolonnati, messi, gestiti, no? Che devono essere controllati, che devono avere la possibilità di defluire nei modi giusti, organizzati con la questura, con la prefettura, con la polizia locale, cioè c'è un'enorme organizzazione. Passata la festa sembra normale, sembra scontato, sì, non lo è. Non lo è, insomma, diciamolo. Ci si accorge che non lo è quando qualcosa va male, ecco, spero che non vada mai male nulla, e volevamo ringraziare, volevamo dare un segnale forte a questi professionisti, che il loro lavoro non passa inosservato, e tutti i triestini devono essere orgogliosi di questa professionalità. Di questa professionalità. Sì, è molto importante. Tra le novità invece, tornando alle novità per l'estate, in realtà non è una novità dell'estate, però continua anche il servizio notturno, no? Il servizio notturno a chiamata. Il servizio notturno ha avuto un successo quasi inaspettato, perché noi sapevamo che aveva avuto successo, ma non così, un successo enorme, continua. Le parti di città coperte sono sempre di più, si può andare a Barcola per capirci, ecco, quindi usatelo anche per andare al mare, e io dico, oppure per tornare la sera dalla passeggiata ai Topolini, certo, insomma, che i triestini fanno col gelato e così via, e non è, questo volevo dire, non è un servizio rivolto soltanto alle persone più anziane, cioè ai giovani, è un servizio che può essere utilizzato anche dalle persone anziane. Io lo suggerisco, lo consiglio, se dovete andare al cinema, al teatro, se dovete andare a farvi una passeggiata, sappiate che potete contare su questo servizio per tornare a casa,
ormai anche le persone un po' più anziane hanno dimestichezza con le app, con i sistemi elettronici, quindi insomma non dovrebbero esserci particolari problemi, e sono sistemi che non sono fatti per complicare la vita alla gente, non sono fatti per dare sicurezza alla gente, perché tutti quelli che salgono su quel mezzo sono registrati, noti con nome e cognome, segnati, e nessuno sale se non ha prenotato la corsa. Ecco. Quindi c'è anche una questione sicurezza che non va sottovalutata, soprattutto di questi tempi. E inoltre sappiate che TS Trasporti collega il servizio notturno, soprattutto nelle ore più sempre, ma utile nelle ore più tarde, un servizio di vigilanza. Quindi noi abbiamo sempre a disposizione sia ovviamente dei conducenti che poi ovviamente anche degli utenti, abbiamo questo servizio di sicurezza fatto da guardie giurate che sono a disposizione, che con i loro mezzi seguono o monitorano la situazione. Benissimo, grazie a Maurizio Marzi, buon lavoro, buon fine settimana intanto, e torni presto a trovarci. Certamente, grazie. Grazie, e noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, fra poco. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. In apertura ancora la cronaca. La ginnastica triestina ha ricordato con un minuto di silenzio il 21enne Leonardo Scarelli, morto tragicamente per le conseguenze di un incidente stradale. L'atleta aveva calcato le pedane della SGT. Vediamo. Lo staff e gli atleti della ginnastica triestina sono stati molto provati da questa terribile notizia e siamo vicini al dolore della famiglia. Raggiunto telefonicamente da Tele4, Fabrizio Mezzetti, istruttore di ginnastica artistica maschile presso la società ginnastica triestina, ha conosciuto da vicino Leonardo Scarell, da tutti chiamato Leo, il 21enne vittima del tragico incidente stradale avvenuto a Cervignano lo scorso martedì. Leonardo, oltre a essersi diplomato all'Istituto Nautico di Trieste, aveva calcato le pedane della ginnastica triestina. Tanta dedizione allo sport, una vera passione e tanta attenzione ai particolari. Ieri sera, al saggio della sezione ginnastica artistica maschile della SGT al Palatrieste, un minuto di silenzio per ricordare Leo. Come altri ragazzi anche in passato lui ha frequentato la ginnastica triestina, venendo però dall'artistica Isonzo e soprattutto abitando fuori Trieste. Questo denota un maggiore impegno sia fisico che mentale rispetto a chi frequenta e vive invece a Trieste, quindi in città. A volte capitava, in vista di qualche gara, che si faceva scoraggiare perché non riusciva a fare un movimento tecnico come lui voleva. Si scoraggiava, ma dopo un intervento di noi allenatori per assicurarlo che lui in quel momento poteva fare quello che gli veniva richiesto, dopo pochi minuti lo eseguiva in maniera molto corretta e sul suo volto ricompariva il sorriso. Questo secondo me è quello che più lo caratterizzava, quindi dallo scoramento al sorriso era un attimo e riacquistava un po' fiducia in se stesso. Ancora cronaca, arresto cardiaco al campo di calcetto. Un giovane è stato salvato dai compagni guidati dai sanitari al telefono grazie anche alla presenza di un defibrillatore. Vediamo. Lo hanno salvato i compagni di calcetto che, resisi conto della gravità della situazione, hanno utilizzato il defibrillatore, guidati al telefono dagli operatori sanitari della Sores. È accaduto ieri sera intorno alle 20 a un giovane calciatore amatoriale 24enne che ha subito un arresto cardiaco durante una partita di calcio a 7 nel campo sportivo di Moraro, in provincia di Gorizia. Quando il ragazzo si è accasciato a terra, i compagni hanno chiamato subito il 112 e hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare anche con l'utilizzo del defibrillatore in dotazione all'impianto sportivo. Tutte le fasi di manovra sono state guidate al telefono dall'operatore della Sores del Friuli Venezia Giulia, che ha nel frattempo inviato sul posto vari mezzi per rispondere all'emergenza. 2 minuti prima dell'arrivo della prima ambulanza e dell'automedica, il cuore del giovane aveva già ripreso a battere spontaneamente. Il paziente tuttavia è stato intubato dai sanitari e trasportato in codice rosso all'ospedale triestino di Cattinara, dove è stato accolto in prognosi riservata.
Passiamo alla politica comunale. A fine anno avremo praticamente dimezzato il debito del Comune di Trieste. Soddisfatto l'assessore al bilancio Everest Bertoli dopo la delibera approvata in giunta. Vediamo. Al 1° gennaio del 2024 eravamo attorno ai 69 milioni di euro. Con questa operazione e con anche quello che pagheremo fino a fine anno si scende sotto i 40 milioni di euro, praticamente dimezzato. Estinta anticipatamente una parte del debito del Comune di Trieste, un abbattimento consistente. Il Comune aveva 225 finanziamenti che dopo questo taglio calano a quota 129. La scelta finanziaria operata dal Comune di Trieste è stata illustrata dall'assessore al bilancio Everest Bertoli. Questo è un intervento molto importante, sono 27 milioni di euro che, come avevamo anticipato, vengono dall'avanzo di bilancio del Comune di Trieste, e anticipo già che nonostante questo intervento poderoso sono in arrivo anche 2 altre variazioni molto importanti, complessivamente per 65 milioni di euro di investimenti che metteremo sul territorio di Trieste. Questa operazione è già stata approvata dalla Giunta, è già stata passata in Commissione, la delibera è stata anche approvata dalla Giunta, rimane la ratifica del Consiglio Comunale che arriverà a fine mese, ma nel frattempo abbiamo già caricato i dati nel portale del Ministero e questa operazione produrrà gli effetti già dal 1° luglio di quest'anno. A regime sono 2 milioni di euro all'anno risparmiati dal 2025, per il 2024 ne risparmiamo 1 milione di euro che servirà per alimenterà l'avanzo delle variazioni di bilancio che stiamo portando adesso. Un'operazione fatta, sottolinea Bertoli, guardando al futuro delle nuove generazioni. Non c'è cosa più importante per un'amministrazione comunale, per un'amministrazione politica, di poter dare e lasciare alle prossime generazioni la possibilità, la libertà di scegliere. Estinguendo, quasi stiamo dimezzando in questo momento il debito del Comune di Trieste, noi non solo avremo degli effetti positivi di 2 milioni di euro sulla spesa corrente ogni anno, ma soprattutto, e si rivolge ai giovani, a chi ha 10, 12 anni e chi deve nascere ancora, lasceremo un comune senza debiti. È stato possibile ridurre parte del debito pubblico del Comune di Trieste perché non hanno speso i soldi per mandare avanti tante opere. Il vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente consigliere comunale del PD Francesco Russo risponde così al taglio del debito illustrato dall'assessore Bertoli. Vediamo. La verità è che il fatto che si possa avanzassero dei soldi per estinguere dei debiti in maniera anticipata e che ce ne siano ancora molti altri, perché noi faremo una variazione di bilancio molto ricca per il nostro comune tra qualche settimana. Cosa significa? Significa soprattutto che negli ultimi anni non si è speso. Cioè la notizia negativa, dietro questa notizia apparentemente positiva, e che in parte lo è, perché ripeto, abbiamo tutti un debito minore, abbiamo circa 200 euro a testa di debito come cittadini triestini, insomma, molto meno di altre città. Ma la notizia invece negativa è che questi soldi avanzano perché negli ultimi anni non sono stati spesi. Perché non sono stati spesi? Ma è abbastanza evidente, insomma, noi abbiamo un sindaco che negli anni è stato famoso per le cose fatte, no? Il sindaco del fare. Negli ultimi anni dello scorso mandato e anche di questo è un sindaco che ha visto bloccarsi tutte le opere pubbliche a Trieste. Pensiamo al tram, pensiamo alla piscina terapeutica, pensiamo alle operazioni sulla fiera, pensiamo a come sono ridotte le strade triestine, i marciapiedi di Trieste, e quindi avanzano dei soldi. E poi voglio ricordare una cosa molto semplice all'assessore Bertoli. E se oggi il Comune può fare quell'operazione è anche grazie al fatto che le tasse, e lo dico a un'amministrazione di destra che sulle tasse insiste sempre, le tasse di Trieste, quindi i cittadini che pagano, sono le più alte della regione, sono al massimo. L'addizionale IRPEF a Trieste è al massimo. Quindi diciamo oggi l'assessore ha le tasche piene, ma ha le tasche piene perché ha un po' vuotato le tasche dei triestini. Una mozione del Partito Democratico contro il disagio giovanile è stata accolta dalla Giunta Comunale e prevede l'istituzione di un tavolo di coordinamento per lavorare su prevenzione e contrasto al fenomeno. Vediamo. Una mozione per combattere il disagio giovanile presentata dai consiglieri del Partito Democratico, primo firmatario Luca Salvati, è stata fatta propria dalla Giunta Comunale su iniziativa dell'assessore alle politiche sociali Tognolli. Una notizia salutata con sorpresa e favore in Casa Dem per un'iniziativa già presentata un paio d'anni fa ma sempre d'attualità.
Sottolineiamo che non accade tutti i giorni, per l'appunto, che la maggioranza riesca ad accogliere, a riconoscere l'importanza di un documento presentato dall'opposizione e quindi dalla minoranza. Il fenomeno dell'abbandono scolastico non è sicuramente in diminuzione, sappiamo, perché i dati lo dimostrano, che tutta una serie di disagi relativi al mondo giovanile, ma non solo, quelli la bulimia, l'anoressia, la depressione e, ahimè, anche questa costante presenza di baby gang sul nostro territorio ormai da tempo, che poi, come sappiamo, creano danni a cose e persone, assolutamente ci devono portare a delle riflessioni. La mozione invita sindaco e giunta a promuovere un tavolo congiunto sul tema con tutti i soggetti interessati presenti sul territorio e mira tra l'altro a sviluppare progetti che puntino sul protagonismo dei ragazzi nella rigenerazione urbana, sulla prevenzione del crescente fenomeno dell'abbandono scolastico, sulle attività di monitoraggio del disagio giovanile con supporto psicologico per le fasce più giovani e molto altro ancora. Una maggior sinergia, coordinamento tra la polizia locale, le forze dell'ordine, i servizi del comune e gli altri soggetti preposti per creare dei presidi costanti sul territorio, piazze e giardini e le altre zone segnalate dalla cittadinanza. Allora, ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono l'ispettore capo Lionello Schilani. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, qual è la situazione del traffico? Ci sono delle segnalazioni oggi? Le chiedo subito. Sì, allora la situazione al momento è tranquilla, non abbiamo interventi in atto degni di nota, è traffico abbastanza scorrevole, anche lungo la direttrice che dalla GVT porta verso il centro per la chiusura del Carso è abbastanza scorrevole. Questa mattina monitorato la situazione, non abbiamo avuto particolari disagi. Per quanto riguarda le note ho abbastanza carne al fuoco, comincerei con le cose più importanti, il corteo di questo pomeriggio che interesserà il centro cittadino, i manifestanti si sembreranno in arrivo a Toriano Augusto e all'altezza della stazione Roger, dove alle 18:30 partirà un corteo che impegnerà tutte le rive sino a raggiungere Piazza Libertà, poi imboccheranno la via Ghega, svolteranno in via Roma e ultimeranno il percorso del corteo in piazza Vittorio Veneto. Quindi naturalmente ci avranno delle ripercussioni nelle strade limitrofe e anche nel resto della città, credo. Quindi ribadisco, dalle 18:30, 19 fino alle 20-21, bisogna vedere la velocità del corteo, ci avranno queste ripercussioni in centro città. Dopo altra notizia importante, anche se non riguarda il centro cittadino, ci saranno i lavori per il nuovo cavalcavia sulla raccordo stradale 13 che raggiunge l'autostrada, quindi alle ore 20 verrà chiuso da parte dell'ANAS l'autostrada che porta verso Venezia, quindi per i veicoli che scendono che vogliono raggiungere Trieste, l'uscita obbligatoria sarà a Sistiana, mentre da Trieste chi vuole raggiungere l'autostrada avrà un'uscita obbligatoria a Prosecco. Questa chiusura avverrà fino alle 6 di domani mattina. Va da sé quindi che si avranno delle ripercussioni sulla viabilità ordinaria, soprattutto sulle provinciali del Carso. Oggi e domani ricordo c'è la manifestazione del BioEst in parco ex OPP, quindi ci sono già dei divieti in atto e verrà istituito un senso unico di marcia tra la via Valls e la via Alfonso Valerio, quindi a salire. Per quanto riguarda la giornata di domani abbiamo la chiusura della via Mazzini dalle 9 alle 11 anche su una strada dei mezzi pubblici, verrà chiusa per le riprese cinematografiche, saremo sul posto naturalmente per il controllo e c'è una manifestazione itinerante, Bloomsday che si chiama, che interesserà alcune vie, qui la via Genova e via Pondares, anche qui saremo sul posto per il controllo della situazione e della viabilità. Ultima cosa, ricordo che lunedì mattina verranno chiusi gli accessi alle GVT di Campi Elisi per lavori di asfaltatura, quindi si avranno delle ripercussioni naturalmente sul traffico, sulla direttrice Campi Elisi, via Svevo in direzione della GVT dopo l'imbocco di via Svevo.
Con questo non avevo altro da aggiungere, se sono domande restituirei la linea. Grazie all'ispettore capo Lionello Schillani, grazie a lei, grazie anche ai suoi colleghi, buon lavoro e buona giornata, buon weekend. Noi procediamo perché questa sera dalle 20:30 alle 23:30 e domani, domenica, dalle 7:30 del mattino fino alle 13:30, Tele4 trasmetterà in diretta il raduno degli alpini in corso a Bibbione. Proprio domani è previsto il momento clou con la grande sfilata, ne abbiamo parlato con Franz Klammert, segretario della sezione alpini di Trieste. Vediamo. La pace. Domani ci sarà il clou come per le adunate nazionali e questo un po' più in piccolo riguarda la parte nord-est della nostra associazione, nel nostro territorio. E ci sarà la sfilata con chiaramente i reparti in armi e tutti i gruppi e le sezioni appunto del Triveneto. E per quanto riguarda la sezione di Trieste, siete pronti naturalmente a questo evento? Come vi siete preparati? Noi siamo sempre pronti per le adunate nazionali, per quelle del Triveneto e per tutte le cerimonie e manifestazioni che si presentano. Domani saremo ovviamente non tantissimi, un po' meno rispetto all'adunata nazionale, perché i momenti di incontro con altri alpini di altre zone chiaramente è un po' più ridotto. Comunque siamo presenti con il nostro vessillo, decorato con le nostre medaglie d'oro, e non so esattamente quanti saremo perché alcuni partono con un pulmino sezionale, ma tanti verranno o sono già sul posto con mezzi propri, approfittano di fare magari 2 giorni di vacanza, visto che anche il tempo ci sta assistendo. E ringraziare Tele4 che ci assiste e tutta media nord-est, perché è sempre molto vicina agli alpini. Grazie. E allora concludiamo con la regata Muggia-Portorose, partita questa mattina la regata Muggia-Portorose-Muggia con 72 barche iscritte. Il segnale d'avviso è stato dato alle 11:55, alle 12 i natanti sono partiti per dare il via alla 47esima edizione della manifestazione. Domani ci sarà la seconda prova per entrambe le flotte, Traditional Hybrid, sempre domani dalle 19:30 avverrà le premiazioni con la festa annessa che andrà in scena al Circolo della Vela di Muggia. Intanto guardiamo queste belle immagini girate dall'alto della regata che era in corso. Allora concludiamo veramente con la pagina del tempo, come facciamo di solito il sabato, per darvi così una inquadratura di quella che è la situazione per quanto riguarda il meteo nelle giornate di oggi e domani. Allora sulla costa per oggi cielo poco nuvoloso, sulla pianura variabile, sulla zona montana nuvoloso, possibile qualche locale rovescio già in mattinata, dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi, più probabili sui monti, ma possibili anche nelle altre zone. Venti di brezza sostenuti dal pomeriggio, mentre domani, domenica 16, sulla costa cielo in prevalenza sereno, sulla pianura poco nuvoloso, sulla zona montana cielo in genere variabile con nuvolosità più consistente sulle prealpi e in Carnia, dove saranno possibili deboli piogge, venti di brezza sostenuti invece nel pomeriggio. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ci rivediamo alle 19:30, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.